Un girone fa il Real Fieschi fu condannato alla prima delle 3 sole sconfitte stagionali sino ad ora proprio contro il Rapid Nozarigo. Oggi nel penultimo turno del girone B di prima categoria la squadra di Claudio Bottaro ha quindi l'occasione per un'enorme rivincita nei confronti degli avversari. Con una vittoria infatti il doppio salto dalla seconda categoria alla promozione sarebbe matematico e soprattutto renderebbe ancora più complicata la strada per evitare i play-out ai cugini. Gara in discesa per la capolista dopo soli 6 minuti con Perucchio che sfrutta un'indecisione di pesce e spiana la strada verso la promozione freddando Beretta. Al quarto d'ora Casella sfiora il raddoppio con questa volée mancina direttamente sul rilancio di Buongiorno. È ancora il fantasista a rendersi pericolosissimo al minuto 22 penetrando nella difesa ospite, ma Beretta in uscita si salva in corner. Il mancino radente di Sebastiano Costa scortato da Buongiorno è il classico break di alleggerimento assolutamente però insignificante, perché al minuto 41 scocca l'ora del raddoppio con Bellolio che rintraccia Casella a tu per tu con l'estremo ospite. Il numero 10 sigla il 2-0. Mattia Ciaffardo con le sue riprese ci proietta direttamente alla rete del 3-0. Al sesto della ripresa è ancora Perucchio che incorna da distanza 0 il cioccolatino di Dasso che da assist man si trasforma in uomo gol al minuto 15 al quarto d'ora, siglando il poker sotto misura su invito di Casella. Bottaro sul 4-0 concede la giustissima standing ovation al capitano, al 42enne Ferron, applauditissimo dentro Monteverde. Non accenna la minima reazione il Rapid Nozarigo, anzi l'asse dei neoentrati Cizmia e D'Amelio confeziona l'azione del possibile 5-0 con il tocco del numero 15 salvato sulla linea di porta da Capurro, ed è questa l'ultima emozione prima della festa finale. Nonostante le smentite dei diretti interessati, è il giusto epilogo questo del Real Fieschi in testa dall'inizio alla fine, che può volare quindi in promozione. È un doppio salto in quanto la squadra levantina 2 anni fa si trovava nel campionato di seconda categoria. Per quanto riguarda invece il Rapid Nozarigo è sempre più vivo lo spettro dei play-out.